Euroregione.news. Trallallero, come un acrobata sull'acqua. 18 spettacoli, un contest tutto da colorare per bambine e bambini dai 3 ai 14 anni. Eventi speciali presentati dai direttori artistici Maria Giulia Campioli e Claudio Mariotti. Trallallero 2023, 13ª edizione, che parte con sabato 7 ottobre e dura tutta la settimana fino al 15 ottobre successivo, la domenica. Un festival itinerante sul territorio, come succede ormai dal 2021, tra Artegna, Tarcento, Gemona, Nimis, e programmazione per le scuole e anche per le famiglie. È un festival internazionale già da qualche anno, quindi ci sono compagnie che vengono da tutta Italia e anche dall'estero. Gli spettacoli sono dedicati a una fascia che va dai 4 anni, addirittura anche abbiamo spettacoli dai 2 in realtà, perché ci teniamo molto a parlare anche ai bambini più piccoli, fino ai 99 anni. Quest'anno ci siamo dedicati al tema dell'acqua, dell'ambiente, perché ci sembra una tematica fondamentale in questo periodo, e anche alle acrobazie, quindi il divertimento, la libertà, lo stupore, la magia di sentirsi liberi su questo pianeta che dobbiamo preservare. E anche gli spettacoli tratteranno un po' questa tematica, quindi avremo degli spettacoli di vera e propria acrobazia e circo, soprattutto quello della prima domenica, di domenica 8, e appunto per racchiudere il festival invece domenica 15 chiuderemo a Tarcento, al Nido Verde, proprio sulle rive del torrente. Il primo spettacolo, quello di domenica 8, è invece al Teatro Lavarone di Artegna, e anche qui appunto abbiamo i due centri pulsanti del festival. E in mezzo invece appunto abbiamo tutta una programmazione di spettacoli per le scuole che non tratteranno solamente la tematica dell'acqua e dell'acrobazia, ma insomma ci siamo divertiti a essere acrobati anche nei linguaggi del teatro utilizzati, quindi ci sarà la musica, ci sarà il teatro di figura, la narrazione, la danza, di tutto. E quindi questo un pochino è il programma del Festival 2023 di Trallallero. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.